Va ora in onda Potere al Popolo. Un minuto dopo le 11, ancora il buongiorno. Sammy Varin, Radio Libertà, Potere al Popolo. La Cina rialza i dazi. Sì, ci sono i controdazi della Cina, 125%. Sia l'Unione Europea si unisca a Pechino per resistere al bullismo statunitense. Ho già capito che nei prossimi mesi mi ritroverò un regista cinesi, o meglio dire con gli occhi a mandorla, siamo un po' razzisti, dai. Come va, cari ascoltatori? Certamente tiriamo avanti in qualche modo, tra una notizia e l'altra, ragazzi, qui passano 2 ore, ne succede di tutto di più. In apertura sul sito del Corriere, scommesse su siti illegali, 12 calciatori di Serie A indagati, Fagioli, Tonali, Di Maria, tutti i nomi, debiti pagati con finti acquisti. Questa è l'apertura del sito del Corriere, mentre Repubblica, la Cina fa causa agli USA al WTO e alza i controdazi al 125, l'Europa vira in negativo. Torneremo sugli argomenti, certo, ma adesso c'è Qui Parlamento. Qui Parlamento. E qualche buona notizia ve la sappiamo dare quest'oggi, signori. Grazie per essere con noi il senatore della Lega, Nino Germanà. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Grazie. Dalla Sicilia, dalla splendida Sicilia. Ah, immagino. Com'è il tempo quest'oggi? Comincia a fare un bel clima? Si comincia a respirare profumo di primavera. Bellissimo, una bella giornata. Eccoli lì, e noi qua, sì, oggi dovremmo avere qualche grado in più, forse anche domani, ma domenica ci dicono che ricomincia a piovere su Milano. Bene, laviamo un po' anche le nostre colpe, il nostro smog. Senti, tu sei storico ormai animatore del comitato Ponte e Libertà e c'è una buona notizia che riguarda il ponte, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante attestazione che riguarda proprio il ponte di Messina e che rende la sua realizzazione necessaria ed urgente. Di che cosa si tratta, Nino? Ma dire così che c'è una buona notizia sembra che nei mesi scorsi notizie buone non ne abbiamo avute, e non è così. Diciamo che è un continuo di buone notizie. Da quando si è insediato questo governo e con il nostro ministro, con Matteo Salvini, che vuole portare avanti e concludere un iter complesso per l'opera ingegneristica più importante del secolo. Quindi un altro tassello, direi, più che certamente una notizia positiva, ma un altro tassello, perché ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato questo cosiddetto report IROPI. Il report IROPI sarebbero le motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico. Diciamo che qualcosa di propedeutico all'approvazione del CIPES. La procedura vuole, mi sentite perché io sono in galleria? Vai. Ok, la procedura vuole che prima dell'approvazione del CIPES andava approvato questo report IROPI, che appunto è la comunicazione che va fatta alla Commissione europea. Quindi io credo a questo punto di poter affermare realisticamente che tra una quindicina di giorni dovremmo avere finalmente l'approvazione del CIPES sul progetto. Quindi, signori, le cose proseguono passo dopo passo e vogliamo ricordare, Germanà, l'importanza di questo ponte non soltanto per le comunicazioni, ma anche perché darà lavoro a moltissime persone e, aggiungo io, per chi ci ascolta dal nord Italia, moltissime persone, tra cui molte industrie del nord. Quindi non si tratta soltanto di far lavorare il centro, il sud, ma un qualcosa che riguarderà anche il nord dell'Italia. Una squadra importantissima tirerà su questo ponte. Lo abbiamo perso, giustamente una galleria dietro l'altra, si resiste un po', ma non si riesce a fare miracoli, lo ritroviamo al volo. Perché la notizia di per sé è buona, il ponte lentamente sta per partire, ma giustamente noi leghisti celoduristi del nord diciamo però è un qualcosa
ci sarà una ricaduta importantissima sul lavoro delle industrie del nord, e quindi è un qualcosa di importante non soltanto per la Sicilia, per la Calabria, in generale per i collegamenti del sud e quelli nazionali, ma anche e soprattutto per chi qui al nord ha bisogno di lavorare. Diciamo che è una squadra importante che bisogna fare. Abbiamo ancora per qualche minuto il senatore Germanà. Ti dicevo, Nino, appunto, Eccomi. fare squadra significa anche dare lavoro non soltanto alle maestranze del sud, dicevo, ma anche qui al nord. Molte ditte Certo. lavoreranno per costruire questo ponte, ditte del nord. Ma certo, assolutamente sì. Ma ecco, lei appunto tu parlavi di tanti posti di lavoro che ci saranno durante gli anni di costruzione dei lavori del ponte, ma vogliamo parlare già delle centinaia di posti di lavoro, di gente che già sta lavorando alle opere che sono, ecco, il ponte, io dico, ho sempre detto, l'ho definito come grande attrattore. Noi in Sicilia e in Calabria abbiamo in questo momento cantieri aperti di ferrovie e di ANAS per più di 30 miliardi, con centinaia di lavoratori, di operai che già lavorano, di maestranze, di fornitori, di imprese. Quindi ora, oltre a quello che verrà negli anni, diciamo, della costruzione del ponte, già noi stiamo beneficiando di qualche cosa di molto importante, di tutte le cose che servono a questo sud, che è un gap infrastrutturale che ci divide dal resto del paese, che è sotto gli occhi di tutti. E certamente, ecco, vogliamo toccare un altro tema caro alla Lega, certamente questo gap infrastrutturale e non solo non è stato provocato dall'autonomia differenziata, anzi l'autonomia ci aiuterà a far emergere le nostre eccellenze, quindi anche l'autonomia è un'altra cosa che cara alla Lega, ma io dico cara anche al Sud. Assolutamente sì, e su questo argomento naturalmente ci terremo ben informati, e se anche voi volete restare informati sull'avanzamento del ponte di Messina, basta cercare il tuo nome e cognome sui social, ad esempio su Facebook, Nino Germanà, senatore della Lega, segretario della Lega in Sicilia e animatore del comitato Ponte e Libertà. Grazie Nino, sempre in battaglia. Grazie a voi. Alla prossima. Nino Germanà. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, certamente, che dà il ribuongiorno a chi avesse acceso solo in questo momento la propria radiolina. Male, dove siete stati? Ah, tranquilli, se andate sul sito radiolibertà.net potete riascoltarvi la nostra mattinata di controinformazione, e in particolare la rassegna stampa che vi ho presentato fin dalle 7:30 del mattino. Sì, con Sammy Varin. Caro Sammy, il Papa col poncio, l'appuntamento con i fotografi, siamo alle solite. Invece di indicare ai fedeli come meglio prepararsi alla morte, va in giro a fare il pagliaccio, povera Chiesa. Mamma mia, che cattivi questi. Ciao Sammy, nessuno parla mai della scabbia. Questa infezione è portata da persone e merci che arrivano dai paesi stranieri, ci scrive Sante da Treviso, che propone olio di ricino e manganello per tutti. Ci mancherebbe, noi usiamo solo olio extravergine di oliva Acerbis. E ancora i WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659. Ciao Sammy, cosa intendono con eventi di prostituzione? Forse i gay pride? Non pensare male, cara ascoltatrice, però tassiamo tutto, tassiamo anche i gay pride, almeno quelli insomma che inducono alla prostituzione, non ce ne sono. Un secco no della Lombardia a Fratelli d'Italia, ci scrive questa ascoltatrice, sarà una bella battaglia. Pucciarelli, questo è un fans di Pucciarelli, il giornalista dei due orecchini, ormai inseparabile da Del Debbio, è vero, oramai passato al centro-sinistra anche Del Debbio, e quando fa domande sembra un po' rinco. Assolutamente no, Del Debbio il nostro eroe, ma c'è la Soldani, che è lei la nostra vera eroina del venerdì. Buongiorno Chiara.
Grazie Sammy per queste bellissime parole, buongiorno a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Eh sì, cari amici di Radio Libertà, noi il venerdì riassumiamo le principali notizie della settimana con i nostri eroi del venerdì e la prima è sicuramente Chiara Soldani da leggifuoco.it, anche in versione cartacea il periodico si chiama Fuoco e chiaramente oggi non ne parla già più nessun quotidiano, te lo dico subito Chiara, ma parlare di mamma e papà è discriminatorio, ci hanno fatto il lavaggio del cervello e quindi dobbiamo piegarci a una minoranza. Le baby gang capeggiate dai figli del barcone che ormai spadroneggiano a Milano e non fate ronde, non fate Remigration Summit perché c'è la CGIL e la sinistra, ci dicono loro cosa è giusto e cosa non è giusto fare. Ma vediamo dove ci porta. Chiara Soldani, a te. Ti ringrazio Sammy. Sì, a Milano la situazione è veramente dicotomica, oserei dire, nel senso che da un lato abbiamo appunto la cronaca e c'è stato, diciamo, il più eclatante, ma in realtà sono episodi all'ordine del giorno, il povero ragazzo, lo studente 22enne Federico, che è stato preso addirittura a martellata in testa e ha seriamente rischiato di morire, una prognosi di 5 giorni al policlinico, ma a parte questo insomma un enorme spavento e come dicevamo insomma una aggressività, una violenza inaudita. Anche in questo caso parliamo di baby gang che per soltanto 30 euro, ma voglio dire questo è assolutamente irrisorio, hanno massacrato a sangue questo ragazzo che si è miracolosamente salvato e che si è tra l'altro insomma messo tra virgolette, oserei dire quasi a disposizione insomma dei suoi aguzzini, nel senso che non ha neppure opposto resistenza sperando che questo lo potesse aiutare. E invece no, perché le parole appunto di questi aggressori, dei rapinatori sono stati: ci guadagniamo da vivere così, visto che sei stato così tanto bravo ti diamo un'altra martellata in testa. Quindi veramente qualcosa di grottesco, di assurdo sotto ogni punto di vista. Questo ragazzo ovviamente ha denunciato, la madre ha detto: io ho molta paura per mio figlio, per tutti i suoi coetanei, per tutti i ragazzi che semplicemente si muovono, si spostano e vivono appunto per le strade di Milano. Questo è accaduto venerdì scorso, zona Loreto. Federico si stava ritirando, stava rincasando insieme ad un'amica e quindi insomma effettivamente la paura è tangibile. Però stando appunto a questo movimento della CGIL, della sinistra meneghina, a Milano il problema sono invece le ronde anti-Maranza, quindi è paradossale, nel senso che le vittime diventano carnefici e viceversa. E questo è accaduto proprio in vista anche di quelle che sono un po' le date importanti per quanto riguarda le manifestazioni prossime che ci saranno appunto a Milano. Intanto diciamo che la CGIL insieme agli esponenti di sinistra e estrema anche sinistra sono scesi in piazza l'8 aprile in piazzale Segesta per l'esattezza, appunto per manifestare contro questi cittadini che regolarmente in maniera più che giusta e anzi lodevole cercano in qualche modo di arrangiarsi, quindi di difendere non soltanto se stessi ma ovviamente anche gli altri cittadini quando purtroppo insomma l'amministrazione locale langue, quando fanno orecchie da mercante, quando appunto nessuno agisce in maniera concreta per la sicurezza appunto della città e dei cittadini, insomma bisogna fare quello che si può. La CGIL dice di essere assolutamente contraria all'illegalità e aggiungiamo noi meno male, insomma se questo è il modus operandi c'è qualcosa che evidentemente non quadra. E loro sono sempre capaci di fare ciò che non è giusto, cioè l'abilità straordinaria e il talento della sinistra è che sanno esattamente cosa non si debba fare e lo fanno, in questo sono estremamente coerenti. Il casus belli ovviamente sarà quello che giustamente preannunciavi, ovvero il Remigration Summit in programma il 17 maggio prossimo in Piazza Duomo. Ovviamente viene bollato di nazismo, razzismo, fascismo, insomma diciamo che gli epiteti sono sempre gli stessi, in realtà si tratta semplicemente di una manifestazione più che legittima, però insomma sappiamo che in realtà il vero regime lo vogliono mettere in atto loro, perché quando si parla di cose e argomenti che chiaramente fanno venire un po' il mal di pancia
alla sinistra, ai centri sociali, a Beppe Sala e a tutto il suo entourage, è chiaro che in quel caso bisogna zittire e censurare. Addirittura parlano di ronde di incappucciati violenti contro gli immigrati e la soluzione che viene messa in campo, la proposta appunto dalla CGIL, dai sindacati e insomma da chi abbiamo poc'anzi parlato, di cui abbiamo parlato, è quella di integrare, quindi di organizzare magari dei corsi, delle iniziative che possano aiutare queste baby gang, quindi premiamole pure perché giustamente si comportano bene, quindi premiamole anche in questi termini. Insomma, qualcosa di assurdo. Si vuole contrastare articolo 52, che è un movimento anticriminale, non c'è nulla di razzistico, di così violento, anzi diciamo che stiamo parlando veramente di persone che vogliono in realtà il bene collettivo. Vengono ridefiniti il Ku Klux Klan addirittura, e insomma si parla appunto di questi cittadini che andrebbero in giro malmenando chiunque. Assolutamente non è così, però insomma sappiamo che chiaramente i riassunti un po' della sinistra sono decisamente falsati. Torniamo a parlare invece di genitore 1 e genitore 2. Sulla carta d'identità elettronica torna purtroppo questa assurda dicitura, era stata una giusta battaglia in primis di Matteo Salvini, quindi si torna a parlare non più di mamma e papà ma di genitore 1 e genitore 2, perché mamma e papà sarebbero discriminatori addirittura, nonché secondo Laura Boldrini bullismo di Stato. A me sembra francamente assurdo tutto ciò, ma diciamo che Laura Boldrini sempre ci ha abituato a questo e molto altro. Una decisione appunto da parte della Cassazione dopo il ricorso del Viminale. Il vecchio standard, come dicevo, sarebbe discriminatorio. Si tratta della sentenza 9216 del 2025 della Suprema Corte, appunto, come detto poc'anzi. Il Ministero dell'Interno aveva appunto reintegrato le parole sacrosante, incontrovertibili, mamma e papà, diciture che vengono tacciate appunto di discriminazione nei confronti delle coppie arcobaleno. Insomma, accoglie con grande entusiasmo questa sentenza. Dopo anni passati a seminare odio contro qualsiasi famiglia, parlare di madre e padre è irragionevole e discriminatorio. Insomma, da un lato ci sono i soliti deliri della sinistra, dall'altro lato c'è la realtà, il buonsenso e purtroppo anche la cronaca, come detto a inizio collegamento. E insomma, Sammy, come sempre sappiamo da che parte stare e talvolta siamo degli osservatori attoniti di fronte a questi deliri veramente inconcepibili. Noi osserviamo comunque e diciamo la nostra, e grazie a te Chiara Soldani, grazie ai nostri commentatori ogni giorno e grazie ai nostri ascoltatori che entrano in onda in qualunque momento inviando messaggi al 3406709 e in molti adesso ti stanno ringraziando e ti stanno salutando. Chiaramente con la Chiara Soldani l'appuntamento, oltre che su Radio Libertà, è su Leggifuoco.it. Grazie Chiara, alla prossima. Grazie a te Semi, un abbraccio a te e a tutti, grazie mille. Buon lavoro e grazie naturalmente sempre a tutti voi che ci date una mano, dandoci una marcia in più rispetto agli altri canali, perché noi qua diciamo la nostra e la vostra in maniera assolutamente senza filtri né censure. Leggiamo il messaggio paro. Ve ne faccio qualche esempio, ne volete un altro? Clara da Sondrio: visto che le regioni governate da leghisti sono tra le più prospere, perché cambiare se la squadra è vincente? Giusto. Fratelli d'Italia e Forza Italia che lasciano ai cittadini la decisione di esprimersi se sono contenti o no dei loro governatori. Cara Clara, stiamo a vedere. Riusciremo a mantenerle tutte quante noi della Lega, le regioni del nord? O dovremmo essere un po' più francescani? A proposito, guarda un po' chi arriva. Arrivano i bacchettoni, certo, alle 11:20 del venerdì arriva informazionecattolica.it. Diamo la linea a Pietro Licciardi. Buongiorno Sammy, buongiorno ascoltatori, un salutone. Allora inizio subito con Francesco Bellanti che scrive sulla profezia di Francis Fukuyama, il politologo statunitense diventato famoso per aver pronosticato la fine della storia con la vittoria del modello liberista all'indomani della caduta del muro di Berlino.
Questa volta Fukuyama, docente all'Università Americana di Stanford, afferma che la politica dei dazi rischia di portare il mondo in una nuova guerra mondiale. Egli sostiene che quella di Trump è la decisione più idiota che abbia mai preso un presidente americano, perché rischia la recessione e la depressione. Il professor Francis Fukuyama dice che la storia ha ripreso a correre, ma ora sta andando nella direzione sbagliata. Prendiamo atto del pronostico del politologo, ma ricordiamo che se qualche volta certi professoroni ci azzeccano, molte altre no, e che il corso della storia solo apparentemente lo decidano i capi di Stato e i poteri forti o occulti che siano. Ma a tenere le fila di tutto alla fine è e resta il buon Dio attraverso la provvidenza. I cattolici lo sanno e la notte dormono comunque sereni. Informazione Cattolica torna ancora sull'argomento del giorno, il riarmo dell'Europa. Ancora una volta si alimenta la paura, come è stato col Covid, per imporre decisioni prese dall'alto. Parliamo ovviamente della via libera all'indebitamento per acquistare le armi. Ma quel che interessa è constatare come questa Europa dei mercanti e degli oligarchi stia implodendo assieme al sistema liberal democratico cui dice di rifarsi. Infatti, tutti i pilastri del liberismo sembrano incrinarsi. Il benessere materiale è messo in dubbio dalle ricorrenti crisi e dalle decisioni cervellotiche, come la riconversione green, che drena inutilmente denaro dalle tasche dei contribuenti e crea disoccupazione. Si pensi al settore dell'auto messo in crisi dall'elettrico. Per non parlare della perdurante delocalizzazione industriale innescata dalla globalizzazione. Anche la democrazia appare sempre più virtuale, come ci mostrano le alchimie politiche in atto per mantenere al potere una sinistra sempre più stampella dei potentati, palesi e occulti. Ci riferiamo ad esempio all'estromissione del candidato della destra in Romania e alla liquidazione della Le Pen in Francia. Infine sta per cadere l'ultimo pilastro, quello della pace, che la liberale democrazia doveva assicurare a tutti noi. Insomma, i nostri sistemi cosiddetti democratici e la stessa Europa stanno virando verso un totalitarismo che, benché apparentemente soft, non è meno temibile della tirannia nazi-comunista di passata memoria. Del resto la Chiesa ci aveva avvertito da tempo e per uscire da questo pantano forse sarebbe il caso di tornare a leggere certe encicliche sociali del passato. Antonella Paniccia ci parla invece dei giovani che, come agnelli innocenti votati al macello, vengono risucchiati dal vortice dei social e dei media che propagandano ovunque idolatria neopagana e rituali di massa. Come osserva Paniccia, ex insegnante, nell'ultimo ventennio c'è stato un lento e progressivo declino della scuola e la continua resa del corpo docente dinanzi alle pressanti richieste di genitori, esigenti sì, ma di falsi bisogni. Così, quando un figlio non studia o si rende responsabile di azioni scorrette, ad essere inquisiti sono la scuola e i docenti. È chiaro che occorre tornare ad educare probabilmente anche i genitori per far sì che i giovani siano più forti e consapevoli, capaci di resistere alle idiozie e pessimi modelli che sono loro proposti. In pratica, dice Paniccia, e qui casca l'asino, bisogna tornare a Dio e a quel distillato di vita e saggezza che sono i comandamenti che ormai abbiamo dimenticato. Passando alle questioni internazionali, un breve accenno alla Siria che ha approvato la sua Costituzione provvisoria. Bene, direte voi, il paese si sta democratizzando e invece forse no. Come ha detto l'analista Arianne Gerzi, intervistata da Informazione Cattolica un paio di settimane fa, l'attuale presidente ha avuto strettissimi legami con le due organizzazioni militari e terroristiche Al-Qaeda e ISIS e l'attuale Costituzione non fa che applicare la Sharia e dovremmo tutti sapere quanto sia democratica la legge islamica. Dunque siamo ancora in tempo per vedere i siriani passare da Assad alla brace. Interessante Vincenzo Silvestrelli, il quale ci dice che il vero problema della sanità pubblica in Italia sono la sua aziendalizzazione e regionalizzazione, prendendo spunto dalla vicenda della sanità umbra devastata dall'amministrazione PD. Innanzitutto Silvestrelli punta il dito contro i burocrati europei
che impongono da anni il taglio delle spese sociali, tra cui la sanità, e poi contro le regioni che da quando hanno preso in mano il comparto hanno portato al declino uno dei sistemi sanitari migliori del mondo. Infine c'è anche la responsabilità delle lobby private che orientano la politica anche in campo sanitario verso i loro interessi. La conclusione è che per parlare di sanità ci si deve non solo limitare alle questioni di dettaglio, pur importanti, ma fare riferimento anche a questioni più generali, assumendo posizioni coerenti. Veniamo adesso all'argomento dei dazi con Filippo Grandolini, il quale ci assicura dicendo che la politica trumpiana potrebbe avere effetti non negativi per la nostra economia nel medio periodo. Uno di questi effetti potrebbe essere il rilancio dell'economia reale rispetto a quella speculativo-finanziaria, con una redistribuzione della ricchezza a favore delle classi lavoratrici. Staremo a vedere. Chiudo con Daniele Trabucco che ci parla della violenza antropologica della Cassazione, che ha definito irragionevoli e discriminatoria l'indicazione dei termini padre e madre nella carta scusate, d'identità dei minori. Questo rappresenta non solo una svolta giuridica discutibile, ma anche un preoccupante sintomo della progressiva erosione di quei fondamenti antropologici e razionali che hanno sostenuto per secoli la civiltà occidentale. La Cassazione, inoltre, ha mandato a quel paese un principio enunciato da Cicerone nel De Legibus, e cioè la legge non è altro che retta ragione conforme alla natura. È evidente che i giudici hanno perso la ragione e non distinguono più ciò che è naturale da ciò che è solo frutto di perverse ideologie. E con questo abbiamo terminato la rassegna di questa settimana, caro Sammy. Dai, Pietro Licciardi ce l'ha fatta nonostante il diavoletto che si insinuava per disturbarlo, signori. Ma se volete proseguire la rassegna stampa che non trovate dappertutto, andate sul sito informazionecattolica.it o cercate Informazione Cattolica su Facebook. Grazie Pietro Licciardi, alla prossima. Grazie a voi, grazie a Radio Libertà. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2, con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita dalle mani, dita dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di 1 mese, 35 euro. Trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tra gli artisti indipendenti che mi fanno avere le loro produzioni c'è anche Gabri The Sound, DJ pazzo che si inventa nuove miscellanee musicali. Questa c'aveva dei bassi pompa pompa. God Castle, signori. Alle 11:34 è tempo di Focus Piemonte. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte. Chi passa in front sta mia città. E oggi abbiamo con noi il sottosegretario alla presidenza di Regione Piemonte, Alberto Preioni. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi ad Alberto e chiaramente Alberto stiamo sentendo questa settimana un po' i rappresentanti della Lega per portarci a casa qualche ricordo del congresso della Lega che si è tenuto sabato e domenica scorsi. Lo ricordiamo, lo stiamo ritrasmettendo ogni mattina intorno alle 10, sentiamo tutti quanti gli interventi. Cosa ti sei portato a casa da questo congresso? Quali sono le immagini, le fotografie più particolari che ti sei portato a casa? Mi sembra un congresso con entusiasmo, un congresso di ripartenza, un congresso dove mettere la Lega al centro, perché così come lo è sulle grandi questioni internazionali, la presenza, il videomessaggio di Elon Musk insieme a quello della Le Pen, insomma sono segnali molto importanti. E poi ci sono le emozioni delle origini, penso a quella di Molinari, di Bagnai rispetto all'autonomia, rispetto alle nostre battaglie storiche che sono comunque sempre fondamentali
è l'unica via d'uscita per modernizzare, salvare, efficientare questo paese che ad oggi di federalista ha ben poco. E quindi Quindi mi pare un piede nel passato, ma nello stesso tempo uno sguardo anche al presente e al futuro, anche l'avvento del generale Vannacci che ha avuto la tessera della Lega. Quale significato diamo a tutto ciò? Vannacci, avete visto, insomma, è stato uno dei più applauditi, uno dei più apprezzati. Naturale che il fatto di avere una squadra è sicuramente positivo rispetto ad averlo come battitore libero o come addirittura competitor, quindi mi pare insomma una scelta intelligente, pur sapendo che la Lega insomma ha delle origini, la Lega federale, autonomista eccetera, però ci sono i temi da approfondire a livello europeo e lui insomma mi pare che con puntualità metta i puntini sulle i rispetto alle tematiche dell'Europa, alle tematiche europee. Quello serve comunque a far fermento, utilizza bene i mezzi di comunicazione perché più lo attaccano e più insomma si fa forza, quindi è molto abile nella comunicazione, sicuramente è un valore aggiunto per il movimento. Assolutamente. Si toppano anche idee di scissioni di suo partito, di tante cose, insomma ecco, 30 anni che leggiamo sui giornali di tutto di più rispetto a questo. Ciclicamente insomma rispetto alla Lega c'è sempre qualche attacco Sì, di questo genere. assolutamente. Adesso forse ci sarà un po' di pausa, vediamo, stanno prendendo fiato i vari Pucciarelli. Tra i 22 componenti del nuovo Consiglio federale della Lega c'è anche il sindaco di Novara, Canelli. Sì, noi abbiamo votato come Piemonte 2, insomma le province le province del Piemonte, dell'Alto Piemonte hanno votato compattamente, insieme probabilmente anche altri delegati, perché mi pare che Canelli ha avuto qualche voto in più, ma Alessandro Canelli, che è il bravo sindaco di Novara, la Lega a Novara è da tanto tempo che porta avanti la buona amministrazione con Alessandro, prima con Massimo Giordano. Novara è un po' la capitale del quadrante nord del Piemonte, della zona del VCO, di Biella, di Vercelli, ed è sicuramente un punto di riferimento. È una città in espansione, una città che lavora molto sulla logistica e che in questi anni, anche grazie alla qualità della vita e ai prezzi più bassi, sta assorbendo anche forze da Milano, che è la capitale economica d'Italia, ma è naturale che ha altri prezzi, altri difficoltà rispetto a dar certe risposte magari ai lavoratori, agli studenti. Novara invece si piazza in una bella posizione di classifica, e a livello leghista avere comunque un amministratore preparato, in gamba, giovane, che possa dare una mano alla squadra di Salvini è sicuramente importante per noi. Assolutamente sì. Sei stato anche al Vinitaly, visitando l'area Piemonte del Vinitaly. Che atmosfera hai trovato? Il Vinitaly è l'iniziativa, la manifestazione più grande al mondo rispetto ai vini, c'erano 4.000 produttori. In Piemonte abbiamo, solo in Piemonte abbiamo più di 500 produttori, o probabilmente di più. Fanno prodotti di altissima qualità, esportano in tutto il mondo, quindi c'era un po' di preoccupazione rispetto ai dazi, ma quando si fa qualità si può fortunatamente uscire sui mercati a dei prezzi anche un pochettino più importanti, il problema è anche molto limitato. Di certo una manifestazione insomma fatta a Verona, fatta in Veneto, dove c'è il mitico Luca Zaia che porta gente da tutto il mondo, amatori del vino, delle cose buone, ed ha una pubblicità incredibile. Dove c'è il vino, dove c'è la viticoltura, c'è mantenimento del territorio, miglioramento del territorio, perché se pensiamo alle Langhe, al Roero, le nostre grandi zone piemontesi del vino, sappiamo che è un patrimonio anche di presidio del paesaggio, di miglioramento del paesaggio, di cultura del paesaggio. Quindi è un settore che insomma la Regione Piemonte da sempre, e con noi ancora di più, guarda con molta attenzione, con grande rispetto, cercando sempre di dare una mano. E fortunatamente è un mondo dove tanti giovani si avvicinano, si appassionano, tanti studiano, tanti portano avanti le catene di famiglia. È un settore che dà ancora molte soddisfazioni. Io arrivo dal VCO, noi abbiamo un'agricoltura più eroica di montagna, abbiamo 7-8 piccole aziendine che però negli anni hanno iniziato a
fare prodotti di qualità, ampliarsi, pur avendo le difficoltà di fare viticoltura in montagna, dove praticamente la meccanizzazione è zero e deve essere fatto tutto a mano, quindi le fatiche sono 10 volte di più rispetto a un'agricoltura diversa, a una viticoltura in zone più agevoli. Però la qualità, noi copiamo un po' il metodo Valtellina. La Valtellina è arrivata a livelli eccessi, a grandi livelli, a estensioni molto importanti, nel nostro piccolo in Valdossola si sta un po' facendo quello che si è fatto in Valtellina con i grandi nebbioli, col nebbiolo che si presta molto bene a essere piantumato nelle zone di montagna e che dà prodotti importanti. E noi salutiamo gli eroici montanari che ci ascoltano. Senti, dall'ultimo consiglio regionale ci sono novità, cosa si muove? Ma c'è una legge molto interessante che verrà portata dalla Giunta in Consiglio regionale per dimezzare le tempistiche rispetto alle procedure urbanistiche, soprattutto per l'area di logistica, per gli investimenti nel nostro Piemonte. Spesso se ne parla, insomma, la burocrazia italiana si è unita alla burocrazia europea e poi insomma, per fare le cose nel nostro paese sappiamo che ci vogliono mesi, anni e più per avere autorizzazioni, per fare la burocrazia e le troppe carte che chiediamo alle nostre imprese. Quindi abbiamo portato una legge che va a dimezzare i tempi, le tempistiche. Ad esempio, se una risposta prima è per legge regionale deve essere data in 90 giorni, noi la faremo con questa legge che verrà dimezzata a 45 giorni. Adesso sto banalizzando, però il succo del discorso, il succo della normativa è quella, dimezzare dove si può nella normativa regionale i tempi richiesti per le autorizzazioni, così da dare sfogo giustamente alle imprese che hanno voglia di investire, di fare, di produrre e di dare nuova linfa al Piemonte. Ottimo. Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza di Regione Piemonte. Grazie Alberto, buon lavoro e alla prossima. Grazie a te Sammy, alla prossima. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E vai, abbiamo ancora una manciata di minuti e li sfruttiamo leggendo un po' di vostri messaggi arrivati questa mattina al 340-6709-659, ma c'è anche qualche appuntamento da non scordare molto molto importante. La scuola deve essere libera, lontana da tutte le ideologie da destra a sinistra e soprattutto lontana dai partiti. I candidati alle elezioni non è un problema che riguardano i cittadini, ma solo i partiti. Cara mia, vaglielo a dire agli amici del PD che vivono nella scuola, sono ormai abbarbicati ai caloriferi delle scuole, al calduccio e se non hai la tessera del PD non puoi dire neanche A. Sergio Caputo, me lo ricordo che era con me dai Salesiani ad Arese, gli davo del matto perché lo sentivo cantare quando lo incontravo nei corridoi. Ma dai, questo ascoltatore ci ricorda il grande Caputo che abbiamo trasmesso questa mattina con un sabato italiano, musica di gran classe, dimenticata purtroppo dalle radio, quelle blasonate. Buongiorno, a proposito di bambini separati dai genitori. Un giorno chiesi a mio padre, quasi ottantenne, quanti anni avesse quando gli fu portata via la madre nel trentennio e mi rispose che aveva 2 anni, ma ricordava quella tragedia come se fosse accaduta il giorno prima. Mio padre si portò conseguenze del trauma per tutta la vita. Questo per dire che anche a 2 anni la sensibilità è più forte di quel che forse si immagina. Ne abbiamo parlato questa mattina proprio con la deputata della Lega Simonetta Matone e la brutta avventura di quel bambino di 4 anni tolto dalla famiglia affidataria perché aveva superato il limite di tempo, erano passati 4 anni e adesso lui chiede dei suoi genitori che non ha mai conosciuto, ma almeno della famiglia affidataria, niente. C'è Lisetta in linea, allora devo sospendere le trasmissioni. Buongiorno Lisetta. Buongiorno Sammy, però oggi le do una notizia di musica che non c'entra niente con la politica, Bene. dai, perché sennò almeno finisce bene la sua trasmissione. Dai.
Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, volevo dirle, signor Semmi, che oggi esce il CD dei Pinguini e Max Pezzali. Oi. E che sono insieme con Bottiglie Vuote, dovrebbe essere il disco che si chiama così. Se gentilmente la regia ce lo fa sentire, io non posso che ringraziare. Tutto qua e buon fine settimana a lei e a tutti quanti. Ti ringrazio. Grazie da Lisa. Grazie Elisetta, vedi che si mette a fare la spacciatrice di musica indipendente, in questi casi non è musica indipendente perché si parla di big della canzone italiana. Pinguini e Max Pezzali insieme, prova a vedere Simone se è vero, e fammene sentire un tocchettino, vediamo un po' che roba è. Lo sapete che io normalmente sto sugli artisti assolutamente sconosciuti, ma ogni tanto faccio qualche, ogni tanto, quando meritano i Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali. Sicuramente Max Pezzali sì, anche se è un modo di cantare molto anni 80 che piace a noi grandicelli e non particolarmente di qualità, ma lo abbiamo riscoperto come non mai osannato, come neanche lo era ai tempi Max Pezzali. I Pinguini Tattici Nucleari sono simpatici, devo ancora capire, sono comunisti? No, perché sai che io ho questo problema, ho bisogno dello psicologo del PD, sono quelli che vanno al primo maggio, sono sul palco, non si sa, sentiamo. No, dai, è carina, Bottiglie vuote, Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali. Una segnalazione da parte della nostra Risetta, ascoltatrice, e sai, voi ascoltatori siete sacri assolutamente, anche se ribadisco e discoriba, Sammy Varin manda in onda artisti che hanno bisogno di essere conosciuti e non quelli che già lo sono di conosciuti, ma quando escono questi big non facciamo certo finta di niente. Caro Sammy, sulla vicenda del povero Luca, torniamo ancora a quel bambino strappato dai genitori affidatari perché burocraticamente non erano più in regola, hanno addirittura osato a fare ricorso, questi genitori affidatari. Da ex adottando, mi scrive questo ascoltatore, dopo un'attesa di 9 anni abbiamo deciso di rinunciare. Con cognizione di causa posso tranquillamente e fermamente affermare che il problema sono le assistenti sociali, che spesso, in combutta con giudici minorili prezzolati da qualcuno, rovinano bambini, famiglie adottande per mero tornaconto personale. Le istituzioni italiche sono marce, lo Stato italiano è fallito e sta crollando insieme a tutte le sue strutture degenerate. Questo è Luca da Brescia, secessionista sicuramente, ma c'è passato in mezzo e noi, Luca, ne abbiamo parlato tanto nelle trasmissioni sui bambini strappati, parlando di Bibbiano e parlando certo di qualche giudice che vuole fare un favore anche politico, forse un favore a determinate lobby, punto di domanda.
Carissimo onorevole, l'errore innanzitutto dei genitori è stato quello di continuare a confidare nella giustizia, anziché prendere il bambino e scappare oltre confine. No, no, assolutamente no, quello lo fanno soltanto gli islamici. Bambino di 4 anni strappato dalla famiglia fidataria, i soliti magistrati sinistrati che poi si scagliano contro Putin per i bambini ucraini portati in Russia. Tutto il Parlamento sia compatto per ridare serenità a questo bimbetto, scrive ascoltatrice da Caspoggio. Matone, per favore fate subito qualcosa, una legge immediata, una manifestazione, è un orrore, la Lega non può stare a guardare, siamo tutti straziati, grazie onorevole Matone. Per me quei giudici sono dei drogati, rivolgersi a tribunale internazionale. Naturalmente prendiamo le distanze da questi giudizi immediati. C'è anche un messaggio audio, sentiamolo. Buongiorno Sammy, Voilà. Lorenzo da Como, ciao. Ciao. Hai parlato di bambolotti, del fatto che tu vorresti un bambolotto diciamo, Ma no. fatto a immagine e somiglianza Ma di Sammy cosa Varini. dici? Sai cosa ci metterei dentro? Così mi è venute 3 ispirazioni. Un bel disco in vinile, il disco Riba, con magari pezzi di musica indipendente. Il disco Riba. Una foto, un quadretto di Marco Rizzo, visto che lo vorresti venire a rassegna Oh, il stampa mio sempre con te. amore! E per finire lo sfumino, è un po' che non lo nomini, ma spero che sia arrivato lo sfumino. Buona giornata, Sammy. Sei un grande, veramente. Allora vi dico un segreto, lo sfumino alla fine non l'abbiamo comprato perché costava troppo. Tu dici, barboni, straccioni, ma siccome ci avete aiutato attraverso il conto corrente postale 37671294, attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, poi abbonati, siamo riusciti a ripararlo, ragazzi. Ah, guarda, e qui dobbiamo ringraziare uno dei militanti più famosi, nonché giovane, Pirola, che spesso e volentieri accorre in nostro aiuto. Siamo riusciti a ripararlo con una spesa modica, giustamente, un saldatore, qualche plug, lo sfumino, che non è lo spumino come qualcuno che ha fame penserebbe, no, sono quei bottoncini che ti servono per spegnere il microfono quando devi tossire, quando devi dire parolacce, ma io non lo spengo quasi mai, le dico chiaramente, no? No, Trump, lui sì che esagera, noi no, noi non siamo come Trump. Oh no, non vado da nessuna parte se non vi leggo gli appuntamenti da non scordare, signori, perché oggi è l'11 aprile, è l'ultima giornata utile a Monfalcone. Domani silenzio elettorale, domenica e lunedì si vota. Grande evento oggi a Monfalcone dove si vota questa domenica e questo lunedì. L'onorevole Susanna Ceccardi a Monfalcone per la chiusura della campagna elettorale. Venite tutti ore 17:30, oggi 11 aprile, in piazza per la chiusura della campagna elettorale, poi alla cena delle 19:30 per una serata fantastica. C'è l'europarlamentare ed ex sindaco di Monfalcone, Cisinte, Susanna Ceccardi, Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il senatore Dreosto e naturalmente il candidato sindaco della Lega del centrodestra a Monfalcone, Fasan. Ore 17:30 questo pomeriggio la chiusura della campagna elettorale in piazza, ore 19:30 cena al Minimax con 12 euro, massimo 15 per la grigliata. Gnam gnam. Complimenti e soprattutto attenzione, perché vi dicevo prima, è un laboratorio politico pericolosissimo quello di Monfalcone, dove da una costola del PD si è staccato un tizio che va a fare il partito islamico. Alessandra Locatelli, oggi invece Alessandra è in Campania, questa mattina è stata a Caivano, alle 13:30 sarà a Pozzuoli, visita la struttura dell'associazione di via privata Monterusso, alle 16 ad Acerra, visitando l'Istituto Paritario San Giuseppe, e alle 17:30 a Capua per partecipare al convegno Autismo e proposte di inclusione organizzato dall'associazione L'Arte dell'Incontro. Alessandra Locatelli oggi, venerdì 11 aprile, si trova in
Campania. L'Italia riparte, sì, con il nucleare sostenibile. Il Dipartimento Ambiente della Lega organizza per il 14 aprile, quindi proprio in questi prossimissimi giorni a Milano, Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, primo piano, il convegno sul nucleare sostenibile. Ore 10. Attilio Fontana, Riccardo Pase, ma poi importanti rappresentanti della Lega e non soltanto. Il nuovo nucleare in Italia per i cittadini e le imprese, i mini reattori nucleari modulari, il nucleare, la rinascita dell'energia italiana, non soltanto politici, ma anche addetti ai lavori ed esperti, come ad esempio il professor Antonino Zichichi. Il presidente di Assoambiente, Chicco Testa. Chiude i lavori Matteo Salvini a mezzogiorno. Appuntamento la prossima settimana, 14 aprile, Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, primo piano, ore 10. Il nucleare sostenibile, l'Italia riparte. E qui invece mi fermo, è ora, 11:57, che cavolo, me ne vado. Buon weekend da Sammy Varin, chiaramente buon weekend ascoltando il meglio di Radio Libertà, e vi ricordo che la domenica vanno in onda le trasmissioni migliori della settimana, interessante anche dal mio punto di vista, perché ci ficchiamo dentro gli ospiti più succosi che ho avuto dalle 12:30 fino alle ore 15. Naturalmente io ritorno lunedì alle 7:30 con un grazie a Simone che ci ha sopportato tutta la mattina. A lunedì.